Oggi abbiamo bisogno di un colpo d'ala di tutto il Paese a difesa della distintività delle nostre produzioni. E a difendere le produzioni casearie della nostra penisola, questa mattina a Roma c'era la Coldiretti del Veneto con oltre un centinaio di allevatori. Un popolo in giallo sceso in piazza con bandiere, palloncini e secchi di latte per impedire la produzione di formaggio e yogurt senza latte, come prevederebbe invece la Commissione europea. Con il via libera alla polvere di latte sparirebbero 487 formaggi tradizionali censiti dalle regioni italiane. Tra questi Grana Padano, Asiago, Montasio, Piave, Monte Verone e Casatella Trevigiana, solo per citare i DOP. A Roma a portare le istanze della nostra regione il presidente della Coldiretti del Veneto. È un furto, è un tradimento del Made in Italy, per questo noi siamo qua ad avere la solidarietà dei parlamentari e far condividere a chi prende le decisioni in Parlamento che questa istanza, che è un'istanza di civiltà e di origine e di qualità. Il pressing esercitato dalla Commissione europea sull'Italia, fa sapere la Coldiretti, ha già fatto aumentare le speculazioni sull'import di latte e crema in polvere del 16% nel primo trimestre rispetto allo scorso anno, provenienti per i 2/3 da Francia e Germania.